Torna nell'area della colmata Mare di Chiavari, nella collocazione inizialmente indicata dalla città metropolitana alla fine del 2015, ma da comprensoriale diventa di vallata. Per il depuratore del Tiguglio Centrale, l'amministrazione chiavarese ha fatto cadere i veli sulla nuova collocazione. Abbandonata la zona del Lido, dove l'impianto era stato ricollocato nel 2016 dopo la decisione dell'ATO di realizzare 2 impianti e non uno unico comprensoriale, sarà realizzato da Iren lungo la zona del litorale attualmente non utilizzata, un impianto a membrane per 140.000 abitanti equivalenti, che servirà ai comuni della Val Fontana Buona, Carasco, Neco, Gorno, Lavagna e ovviamente Chiavari. Il fronte mare della colmata, quindi sarà un depuratore lungo e stretto che permette quindi una difesa di tutta l'area di colmata con opera mare di oltre 12 milioni di euro. Vi sarà una nuova passeggiata pubblica con locali commerciali e ristoranti, una nuova soletta che sarà sopra i parcheggi che rimarranno completamente gratuiti come adesso e poi un parco verde urbano con pineta a disposizione di tutti i chiavaresi. Quindi i chiavaresi avranno una piazza tutta pubblica, senza cemento, e potremo quindi passeggiare dalla colmata fino alla colonia Fara. I posti auto della colmata dalla superficie saranno interrati al di sotto di un'arena che servirà ad ospitare eventi e spettacoli. Resterà invece il campo di calcio a 11, mentre sarà eliminato quello più piccolo a 7. Sui tempi di realizzazione si ipotizza un massimo di 3 anni, compreso il passaggio delle tubature lungo la sponda sinistra dell'Entella, dove verrà realizzata anche una nuova pista ciclabile. Per partire con l'intervento sono però necessari alcuni passaggi formali a livello di ATO, che il sindaco della città metropolitana, Marco Bucci, presente alla conferenza stampa, ha assicurato possono concludersi nei prossimi 45 giorni. Le cose sono già instradate, adesso la città metropolitana ratificherà le decisioni prese e da lì in poi andremo avanti. Io do poca importanza alla burocrazia, come voi sapete, anche se in questo caso non è solo burocrazia, è anche assunzione di responsabilità, quindi come città metropolitana ci assumiamo la responsabilità di queste decisioni.